Il calo della forza del vento che ieri attorno a Falcade ha raggiunto i 130 km/h ha permesso ai tecnici del centro valanghe di Arabba di rivalutare la soglia del pericolo di slavine che dal livello 4-5 di ieri è sceso al grado 3 marcato e tale rimarrà anche nei prossimi 2-3 giorni, visto che il bel tempo si sta stabilizzando su tutta l'area montana. L'inosservanza dei bollettini sulle condizioni nivo-meteorologiche è stata la causa delle tragedie che si sono consumate nel weekend fra Veneto e Trentino, dove hanno perso la vita 3 sci alpinisti. Il senso del limite dovrebbe essere più praticato in un'epoca un po' particolare in cui questo limite si sposta sempre più avanti per questioni diverse. Ci dovrebbe essere un riavvicinamento alla montagna conoscendola a fondo, perché la montagna comunque lancia dei segnali. La morte dello sci alpinista olandese di 24 anni sepolto da una valanga staccatasi sabato dall'Averau si sarebbe potuta evitare. Il bollettino esteso dall'ARPAV venerdì indicava un rischio valanghe pari al terzo e quarto grado. Va da sé che gli escursionisti debbano aumentare la soglia d'attenzione per rispetto verso se stessi e verso gli altri. Gli accorgimenti pratici per evitare il peggio. Innanzitutto l'esperienza che va maturata ovviamente con gradualità, senza far passi eccessivi, la conoscenza profonda del territorio, la conoscenza dei compagni di gita, la conoscenza soprattutto dei materiali e la conoscenza e analisi dei bollettini nivo-meteorologici, tutte questioni che si possono fare a livello teorico. Arva, pala, sonda e soprattutto la testa che deve essere collocata in cima al collo e non nello zaino come spesso avviene. E non si parli però di montagna killer. La maggior parte degli incidenti capitano per le cause cosiddette soggettive che dipendono da ciascuno di noi. Da qua la logica ed oggettiva conseguenza che i killer paradossalmente siamo noi e non già la montagna. Agli appelli del soccorso alpino oggi si è aggiunta anche la voce del presidente della regione. Se un esperto dice di lasciar perdere è bene ascoltarlo, commenta Luca Zaia. Occorre rispetto per se stessi, per la propria incolumità e per i sacrifici e i rischi cui si espongono i soccorritori.